Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Prima corsa è una condizionata per buoni cavalli di 4 anni. Sono in 6 al via, 1 Benny Trio, 2 Bastanesta, 3 Berta e Jet, 4 Barracuda Jet, 5 Bellamente, 7 Belize Jet. Con l'allineamento che si è completato, l'autostart entra addirittura per lasciarli per la prima volta nel pomeriggio. E si va in partenza con veloce Bertè Jet che cerca di scavalcare Bastanestra e Benny Trio, ci riesce, al largo subito Barracuda Jet con Benny Trio che conserva la seconda posizione alla corda avanti a Bastanesta, Barracuda Jet di fuori, poi Belize Jet che ha tagliato fuori bellamente. Bertè Jet in vantaggio, completa il primo ottavo di miglio all'avanguardia. In maniera anche abbastanza comoda si presenta al largo Bastanesta che ottiene il via libera, sfila al comando così Bastanesta nei confronti di Bertè Jet, poi Benny Trio, Belize Jet, Bellamente e quindi Barracuda Jet all'estrema retroguardia. Quarto iniziale in 30 e mezzo, con in vantaggio Bastanesta a guidare le operazioni nei confronti di Bertè Jet, Benny Trio, Belize Jet, Bellamente, Barracuda Jet, fila indiana al passaggio davanti alle tribune, frazione in 15,3 sulla curva di sinistra. E il mezzo miglio iniziale che se ne va sul piede del 1,16 con in vantaggio sempre Bastanesta avanti a Bertè Jet. Benny Trio si scosta dai birilli in anticipo su Bellamente. Quando siamo ormai al primo chilometro, passato con un paletto in 15,5. Sulla dritta opposta alle tribune, Bastanesta in vantaggio, Bertè Jet seconda alla corda, Benny Trio che si è scoperto ma per il momento fa fatica ad arrivare al lato di Bertè, guadagna così di dentro Belize Jet. La dritta di là passata in 14,6, Bastanesta in evidenza nei confronti di Bertè che è sempre lì a una lunga e mezza, Benny Trio di fuori, Belize Jet alla corda che sbaglia. La rete d'arrivo per Bastanesta che allunga lo steccato Numero e 7, sembra Belize divincolarsi Jet, facilmente da Bertè Jet. Bastanesta che viene a concludere la sua fatica facile vincitore nei confronti di Bertè Jet. Al terzo posto Benny Trio avanti a Bellamente, 29,2 la chiusa, 1,14,7 il ragguaglio cronometrico per il successo di Bastanesta. Roberto Vecchione, il team Elert che è proprietario e allenatore del figlio di Nesta F, che vince in facile percorso di testa la prima corsa all'Arcoveggio, così assegno per Roberto Vecchione e Bastanesta.